Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati dell'11 febbraio e quali influssi ricevono questi nati dagli astri e dalle costellazioni visitate dalla Luna oggi. Però prima di cominciare vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi anche al mio canale YouTube. Grazie sempre del vostro sostegno. Bene, allora vediamo un pochettino questi nati e cosa riserva loro il destino. Abbiamo qui un influsso di Giove che appartiene al dominio del mese attraverso la costellazione Pesci, dunque abbiamo già un primo indizio di come comunque anche nelle peggiori avversità saranno sostenuti in qualche modo. Abbiamo però anche altri particolari, altri dettagli, e vale a dire una costellazione che per prima viene visitata dalla Luna oggi, che si può chiamare e definire Stella Capo, che è la costellazione Ariete, avversa da Vergine. Dunque ci troviamo qui in una situazione particolare dove questi nati appunto avranno una fortuna discreta ma grandissime difficoltà, almeno fin quando i figli non cresceranno, cioè dal punto di vista economico avranno dei grandi alti e bassi e una situazione molto dura e potranno fare affidamento sull'aiuto dei figli che col loro contributo aiuteranno a ribaltare la situazione. Dunque loro potranno contare appunto su questo e aspettare e tener duro. Purtroppo non è felicissimo il loro oroscopo sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda però il fisico è molto resistente, le donne sono simpatiche, attraenti, di bella linea, gli uomini sicuramente affascinanti, il loro carattere è ordinato, proprio come vuole la costellazione Vergine, signorile, affettuoso, semplice, disciplinato, intraprendente, cavalleresco e così via. Insomma, ha delle prerogative molto, molto belle, molto positive e sicuramente anche un certo grado di intraprendenza, sebbene possa a volte peccare di mancanza di autostima. Dunque è lanciato, tentato di andare in una direzione, ma a volte per insicurezza di fondo tira fuori un aspetto precipitoso, di impazienza, in realtà ha paura di vedere come andrà veramente a finire e convintosi che le cose non andranno poi granché bene, salta di palo in frasca. Questo li può rendere molto ballerini nella loro vita. Ad ogni modo hanno una grande intelligenza, una grande voglia di forza di volontà, è possibile che alcuni di loro diventino periti o esperti in botanica. Ma chi non dovesse seguire questa strada potrebbe tranquillamente gettarsi nella sartoria, disegnare abbigliamento, una propria linea di abbigliamento, oppure occuparsi appunto di riparazioni sartoriali, arredamento, allestire negozi, anche occuparsi di saloni di parrucchiera, insomma le possibilità sono molte, dovranno solo avere un po' le idee chiare e pazientare, di non gettarsi precipitosamente nelle cose. Come ho detto però la loro posizione sociale discreta verrà raggiunta negli anni, non è una realizzazione subitanea e nemmeno in giovane età, qualcosa che oltrepassa i 40-45 anni di età, dunque dovranno proprio avere un pochettino di pazienza. Per quanto riguarda invece altre forme e altri tipi di prove e di esperienza che vanno a vivere, dal punto di vista della salute, devono attenzionare problemi respiratori, possibilmente anche il rischio di polmonite ad anni 3, 13 e così via, di 10 in 10, poiché i loro cicli favorevoli sono in numeri pari e sfavorevoli in numeri dispari, dunque 3, 13, 23, 33, 43 si segnalano pericoli anche di infortuni. Per quanto riguarda invece l'aspetto anche collegato a questioni sempre economiche, c'è la possibilità che sempre di 10 anni in 10 anni, sempre in anni dispari, perciò
25, 35, 45 e così via, possono avere fastidi di natura economica collegati ad affari, dunque anche la possibilità di doversi rivolgere ad avvocati, oppure di avere seccature legali, oppure seccature burocratiche, insomma dover seguire scartoffi e cose del genere in questa età. Infine si segnala la possibilità di qualche a età sempre dispari, 21, 31, 41 e così via, cadute, piccoli infortuni o tagli alla mano. Dunque questo è un po' quello che aspetta questi nati. Ad ogni modo abbiamo guardato soltanto da un punto di vista generalizzato, ci sono poi comunque le varie personalizzazioni dovute anche al dominatore del giorno e dell'ora, e vi invito dunque, se vi interessa l'argomento e volete approfondire, contattatemi pure, perché potremmo guardare la vostra situazione ovviamente in modo molto più approfondito e personalizzato, dunque fatevi pure avanti se vi interessa. Nel caso in cui conosciate persone nate in questo giorno, condividete questo video con loro così che siano coinvolti e possano ricevere questo piccolo dono. Mi raccomando, prima di salutarvi, vi invito ancora ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto, e ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Vi ringrazio moltissimo e vi auguro un buon proseguimento di giornata. A presto dalla vostra Hilde.